Anche quest'anno la via principale di Albignasego si ferma per dar spazio ai banchetti natalizi, all'insegna della solidarietà e di tutte le tradizioni tipiche del nostro territorio. Siamo contenti, sta andando bene, vediamo che c'è aderenza, c'è partecipazione, è un momento di aggregazione soprattutto e vediamo che è accolto bene, con piacere, facciamo degli assaggi, facciamo provare dei formaggi, dei vini tipici qua della zona e vediamo che c'è riscontro, soprattutto è un momento che trovi vecchi e nuovi amici. Questa è una manifestazione del paese di Albignasego. Il paese di Albignasego ha 25.000 abitanti, una domenica così, a parte che il tempo anche tenuto. E com'è? C'è affluenza abbastanza in questa giornata? Sì, ma adesso stamattina si sa, la gente sta a casa col tempo così, ma adesso sarà il pienone. I'm dreaming of a white Christmas. Siamo in compagnia del vice sindaco Filippo Giacinti, volevamo sapere com'è nata questa iniziativa e chi lo organizza. Sì, questa iniziativa ormai è all'8ª edizione ed è una iniziativa organizzata dal Comune di Albignasego insieme all'associazione Commercianti.a, che è nata nel 2006. Abbiamo da subito iniziato a collaborare proprio per promuovere le attività economiche del nostro territorio e questa 8ª edizione dimostra come il tessuto economico di Albignasego sia un tessuto economico vivo e vitale. C'è uno spirito di solidarietà importante, tra l'altro vi sono anche le associazioni del territorio che scendono in piazza in questi 2 weekend e lo saranno anche il weekend prossimo nel parco di Sant'Agostino. Ci sono varie realtà del nostro territorio, quindi non solo quelle commerciali, e poi c'è questa pista di pattinaggio sul ghiaccio che torna dopo un paio d'anni per dimostrare proprio la voglia di queste attività economiche di contribuire a rendere queste vacanze di Natale, queste feste di Natale sempre più magiche. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and I mercatini di Natale non finiscono qui, tornano sabato 20 e domenica 21 dicembre presso il bar caffè Modì di Sant'Agostino di Albignasego. Domenica 21 dicembre alle ore 18 al Palazzetto Polivalente di Albignasego si terrà lo spettacolo Notte di Natale. Ricordiamo il secondo appuntamento con Pet Therapy mercoledì 17 a Villa Obizi alle ore 21. Il 6 gennaio dalle ore 15 si terrà in Piazza del Donatore la festa della Befana con la consegna di dolciumi a tutti i bambini e il gran falò finale. Cioccolata calda, vin brûlée, spritz, analcolico per i più giovani. Un saluto da tutti i bambini. ciao!